Si è tenuto a Roma tra il 19 e il 22 settembre il secondo Festival Cinema in Verde, nella splendida cornice dell'Orto Botanico. L'Industria Barilla ha presentato un suo documentario, Insieme è possibile, che ha visto protagonisti tra gli imprenditori del mondo agricolo polesano, Arnaldo Bovolenta, Chiara Dossi e Paolo Mantovani. Innanzitutto bisogna ringraziare in primis Barilla che ci ha invitati ed ospitati a questa Cinema in Verde praticamente, e noi polesani, il sottoscritto assieme a due importanti realtà aziendali del Polesine, abbiamo partecipato con un filmato e tra l'altro è stato anche accettato dalla giuria. Siamo qui anche ospiti, ripeto, di Barilla e in particolar modo Carta del Mulino. A livello fatti, chi fa contratto con Barilla deve mettere a riposo il 3% della superficie di un miscuglio fiorale europeo, a livello nazionale, a livello mondiale. Si sta sempre più andando verso una transizione ecologica e quindi questo sarà il tema dei prossimi anni, che lo si voglia o no, la transizione ecologica è partita e bisogna salvare il pianeta. Barilla è stata una delle prime società agroindustriali a mettere in piedi un discorso commerciale per incentivare il famoso green, in cui insetti utili e in particolar modo le api trovano rifugio, e in quest'area non si può usare la chimica. Da anni oramai alcune aziende, tra le quali la mia, sono inserite in questo progetto di agricoltura sostenibile che è cominciata proprio con il progetto della Carta del Mulino, con Barilla, ed è stato il primo modo per le aziende agricole per inserirsi in questo cambiamento che ormai da anni è richiesto per le nostre colture, per le nostre coltivazioni, e che ci permette ormai da qualche anno ci permette di essere inseriti in questo percorso seguendo dei protocolli precisi che ci vengono suggeriti, ma che anche dobbiamo seguire per essere all'interno della filiera, che ci permettono comunque di capire piano piano come si può fare agricoltura sostenibile e avere comunque un reddito sostenibile anche per le aziende. Questa filiera comunque si è seguiti passo passo dai tecnici, vengono consigliate delle varietà di seme che sono produttive, e comunque i consigli agronomici che vengono comunque consigliati sono senz'altro validi e ci permettono comunque delle buone produzioni sia a livello in termini quantitativi e qualitativi. Per cui da questo punto di vista qua posso senz'altro ritenermi soddisfatta. Poi naturalmente come ormai è risaputo, noi siamo comunque soggetti a delle leggi di mercato che non riusciamo assolutamente a controllare, per cui molte volte al di là delle nostre produzioni, della qualità dei nostri prodotti, poi comunque dobbiamo sottostare all'arrivo di enormi quantità di prodotto dall'estero che ovviamente comportano un abbattimento del prezzo anche a carico nostro. Ecco, ci diceva fuori onda che si riesce a stressare meno la terra anche con questo meccanismo, in particolare della filiera di Barilla. Per quanto riguarda la sua terra, è meno stressata? Diciamo che noi sono parecchi anni che cerchiamo di adottare delle tecniche, chiamiamole conservative, nel senso di un minore impatto sul terreno, un minore rivoltamento del terreno, quindi operazioni meno profonde, semine su sodo o con minima lavorazione. Dopo naturalmente ci siamo adeguati anche a quelle che sono le direttive di Barilla, in questo senso soprattutto appunto sui cereali, perché obiettivamente sono una delle colture che meglio si presta ad adottare questo tipo di tecnologie. Ecco, la salute del terreno, di quello che coltivate voi, com'è? Lei è da più di 40 anni che segue questo settore. Noi abbiamo sempre cercato di adottare rotazioni nel terreno, cercare di rispettare il più possibile. I nostri sono terreni, la nostra azienda ha terreni tendenzialmente argilosi, quindi io dico che hanno molta memoria, se li pesti, li tratti male,
e loro se lo ricordano e te lo ricordano negli anni successivi. E quindi bisogna cercare di essere molto rispettosi in quel senso. Abbiamo ancora l'erba medica, che è un bel volano anche sotto l'aspetto della sostanza organica nel terreno, che è importantissima, perché quella lì, in quel senso dovremo lavorare anche noi molto di più per cercare di incrementarla sia con le concimazioni ma anche con le lavorazioni, o facendo anche delle colture di copertura, del cover crop, cercare appunto di essere sempre più attenti in quel senso lì, perché è un costo, è un sacrificio, però alla lunga ripaga sicuramente. Quindi la salute è buona? Discreta, al momento discreta.